Amici telespettatori, ciao a tutti. Siamo esattamente nella rubrica della fuga d'amore e questa sera, cari amici, vi voglio presentare un ragazzo che ha fatto la sua fuga d'amore con una ragazza che voi conoscete benissimo. Il ragazzo che sto parlando in questione si chiama Francesco, ma ve lo presento subito. Ciao Francesco. Ciao. Allora dimmi Francesco, come mai hai fatto questa fuga d'amore? Innanzitutto hai trovato la tua fidanzata, sì? Sì. Quanto tempo fa l'hai trovata? Quasi ho conosciuto un mese. Ah, un mese che l'hai conosciuta. Sì. E un mese fa allora com'è nato l'amore? Cioè tu l'hai vista e ti sei innamorato subito? Sì, siccome sono andato a Alcamo e c'è una cugina di un amico mio e sono andato là e dice devo andare a vedere a Alcamo, c'è mia cugina, andiamo. E in modo che sono andato là e sono visto questa ragazza. Hai visto questa ragazza e ti sei innamorato? Sì, subito. Gli hai fatto la dichiarazione d'amore? Sì, Gliel'hai fatta trasgressiva o romantica? Romande. Romantica. Sì. Lei ti ha detto di sì? Sì, io mi sono piaciuta. Cioè ti è piaciuta lei? Sì. E naturalmente che cosa avete deciso? Vi siete messi insieme? Ne misimo a parlare, Sì. raccontarci qualche cosa, diciamo in confidenza. Avete fatto un po' di sport insieme, il footing? Sì, E siete andati molto d'accordo a fare footing, giusto? sì, siamo andati. Dopodiché avete deciso che cosa? Di farvi fidanzati. Sì, Però non è altro che c'è stato un piccolo problema e No. sarebbe la famiglia, giusto? sì. La famiglia non era d'accordo. No, non ero d'accordo. Siccome poi ci sono andato in casa e lei ci ha detto andiamo dalla mamma e dice sua madre non era pronta. Io ci sono andato. Non era pronta, praticamente non voleva sua madre, i suoi genitori non volevano. No, dice. Allora tu che cosa hai deciso di fare? Io ho deciso di fare, se andiamo perché prima o dopo la mamma lo scopisce uguale, lo stesso. Cioè prima o dopo se ne accorgono. Sì, sì. E quindi E, hai pensato di fare la classica fuitina. sì, poi stessimo quasi un mese, facciamo un mese ieri, ci sono andato e allora ci ho detto, andiamo a Alcamo, infatti si è litigata con sua madre, dice allora io me ne vado, non vengo più qua a casa tua. E se ne è fuiuta. Sì, e sei andato con me a Campobello, E quanto siete stati insieme? e quasi un mese. Fuiuti? No, aspetta, un mese diciamo. Un mese che tu la conosci e stai con lei. Sì, Ma la fuga d'amore quanto è durata? quando un po' di giorni. 2 giorni. Sì. Il tempo di fare il giusto un po' di sport e quindi Sì. il tempo insomma di fare un po' di footing, no? Sì, certo, è normale. Una volta poi che giustamente tu hai fatto sport, dice la famiglia, dice, dopo che tu siccome hai fatto allenamento, sì, dice tu, certo, ma una volta che fai allenamento cioè, la palestra te la porti a casa. certo, perché sennò Mi sembra giusto. Siccome una sera la via di lasciare Alcamo, siccome sua madre ha detto di venire un poco più presto. Sì. Lei anzi presto praticamente non ci è andata completamente. Non c'è andata di ritardo, a posto di dire alle 10 Ci è andata 2 giorni dopo, dopo che ha fatto No, diciamo palestra con te. Sì, direttamente. E gli ha detto naturalmente mamma vedi che io sai ho fatto sport con sto picciotto di qua di là e insomma praticamente è nato l'amore, Allora, è nata la fuitina, ma facciamo parlare più la tua consorte, vediamo insomma. Tu sei? Daniela, Quanti anni c'hai Daniela? 21 anni, 21 anni. E dimmi, sei contenta proprio di questo amore che hai trovato? felicissima. Felicissima. E della fuga d'amore sei contenta pure? Sì, Perché d'altronde sei stata d'accordo anche tu. sì. Sono rimasta felice, non me l'aspettavo, un colpo di fulmine di questo proprio non. Che cosa hai provato appena hai conosciuto Francesco? Amore, affetto, simpatia, un po' di tutto. Mi sono anche un po' commossa, cioè non sapevo cos'altro Cioè, dire. nel momento in cui lui ti ha detto di fare la fuga d'amore tu hai detto subito sì oppure gli hai detto ci devo pensare? No, ho detto sì, Subito sì al lampo. Cioè tu eri praticamente predisposta per una parte di questa. sì. E come mai? Forse perché magari in casa magari ti tenevano un pochettino frenata, non so. Infatti sì, perché uscivo sì, però mi vedevo un po' chiusa dentro e io ho detto a mia madre, mamma guarda facciamo una cosa, io mi faccio una vita mia, però qua non vengo più, cioè uscendo non entro, mi fai quello che vuoi fare fai, la vita è tua, cioè è arrivato a un certo punto, tu sei maggiorenne, sei matura, quel che vuoi fare fai, ho detto va bene.
Infatti ne ho parlato anche con Francesco e ho detto guarda io sono pronta, sono già decisa. A fare la fuitina. Sì, E ve ne siete fuiuti. sì. E dove siete andati? Campobello di Mazzara. Ed esattamente dove? A casa sua, A casa sua. sì, da una suocera. Quindi i genitori di lui sapevano, Sì, mentre i tuoi non sapevano niente. no. Certo, mi pare giusto. Cioè non se l'aspettavano nemmeno loro. Però io gli ho detto in un modo o nell'altro dovevano saperlo. Certo, prima o poi. Sì, infatti si doveva fare questa cosa. Tu di dove sei? Io di Alcamo, Quindi lui per fare la fuitina è dovuto venire ad Alcamo. sì. Ne hai fatto di strada allora? Sì, certo, io per una ragazza faccio qualunque, io. Posso Cioè, arrivare- fai qualunque cosa? Sì, qualunque cosa. Posso andare per acquistare una ragazza, posso ir pure in America. Esatto. Quindi se lei era dell'America tu andavi in America. A fare la fuitina? Certo. Logicamente poi il tempo per fare foot che ci tenevo lì a chiossare, perché no. giustamente la strada c'è. Certo che c'era, via pigliare la nave. Anzi 2 giorni mettiamo era una settimana, Una se- cosa. sì. Qua, bene o male con 2 giorni. Certo, se già tutte cose fatte. Va bene, dimmi, ma nel tuo paese ad Alcamo si usa spesso che i giovani fanno la fuitina? Sì, E come mai? molte. E come mai? Ci sono alcuni che non ragionano proprio e se la pensano, ci sono certuni che prima fanno il fidanzamento E e... subito dopo la fuitina? Sì, Quindi complessivamente poi ci sarà il footing, cose eccetera eccetera. Esatto. Va bene amici, abbiamo conosciuto una splendida coppia, Francesco e Daniela, che hanno fatto la loro fuitina d'amore, sono contenti, sono felicissimi, si amano alla follia, anche se si sono conosciuti da poco, un mesetto, ma speriamo che il loro amore continui per sempre e che naturalmente procreino e facciano figli a tutta forza. Ci vuole molto sport però in continuazione. Se in continuazione ci vuole sempre fare sport. Footing. Esatto. Fare un po' di footing e sistemano tutte cose. Vabbè, mettendoci la buona volontà ci sarà Certo. la possibilità, giusto? certo. Va bene, ok amici, ciao da Alberto, ciao da andare? Francesco. Ci possiamo un bacio. Certo. Ah. Bravi, un applauso, un applauso. Bravi. Ok. Va bene amici. Alberto vi saluta anche Francesco. e vi saluta anche. Daniela. Ciao amici, a dopo. Oh yeah.